Buonasera amici della Tenda TV e ben ritrovati. Torna questo weekend a Vittorio Veneto l'antica fiera di Sant'Osvaldo, una nuova edizione, la 15ª per la precisione, con tantissimi appuntamenti. L'evento Olio, Vino, Arte, promosso dall'Associazione Culturale Zeneda, arricchisce l'offerta così da poter garantire ai partecipanti dell'evento non solo un'esperienza di tipo enogastronomico, ma anche culturale, dove il vino e l'olio sono i protagonisti della manifestazione. Ci troviamo adesso con la professoressa Paola Alessandra Vacalebre. Quanto è importante per il territorio di Vittorio Veneto un'iniziativa, una manifestazione come questa? L'evento è importante non come retorica, ma soprattutto come omogeneità del nostro territorio. Vittorio Veneto si trova proprio nella zona core, cioè la zona centrale delle colline dell'UNESCO. E quindi come città che è stata anche insignita della bandiera della città dell'olio, e questo è sicuramente un orgoglio per la nostra città e anche per Ceneda, considerato che domani ci sarà la premiazione e su 170 oleari presenti 50 sono stati selezionati, 19 premiati e tra questi 19 ci sono 14 cenedesi. Quindi è un grande orgoglio non tanto per Ceneda ma proprio per la città di Vittorio Veneto. E quindi, essendo l'olio, il vino, anche questi patrimonio dell'umanità, nel senso che partecipano alla convivialità, danno la forza della produzione, la forza della bellezza, della salute, e ritengo che un evento simile debba in tutti i modi cementare la forza del nostro territorio stupendo, le nostre colline meravigliose che sono un mosaico di natura, un mosaico fatto di vitigni, di oliveti, che è una bellezza non solo per gli occhi ma anche per l'anima. E di conseguenza evento così, e soprattutto l'evento di domani che sarà molto importante, si aprirà con l'intervento del professor Fabio Girardello che affronterà la tematica da Venezia alle nostre colline e attraverso il paesaggio. E poi ci sarà la premiazione con l'intervento di Orio Mocellin che nuovamente premierà i nostri cenedesi. Quindi ritengo che se veramente crediamo in un territorio dobbiamo vivere e lavorare per il territorio. Siamo ora qui con il relatore di questa serata, Giampiero Rorato, e che appunto tra qualche istante salirà sul palco con il suo intervento dedicato all'olio d'oliva. Allora, una domanda per lei: è vero che le nostre colline hanno una storia bimillenaria legata proprio all'olio di oliva? Sì, perché l'ulivo è stato portato qui da noi assieme alla vite e assieme al frumento, cioè le tre piante che caratterizzano la civiltà occidentale, quella civiltà che nasce dalla Grecia. Allora, questi tre prodotti, la vite, l'ulivo e il frumento, arrivano dalla Grecia. Quando arrivano a Roma arriva quassù, siamo nel 181 a.C., quando passano di qua per andare a fondare Aquileia, e in quel momento dove passano portano i loro prodotti e qui dunque portano anche l'ulivo. L'ulivo lo sapevano collocare nei posti più adatti, per esempio nelle colline, poste di fronte al sole, dove non veniva troppo freddo, eccetera, eccetera, quindi non a nord ma a sud, e l'hanno portato anche nella nostra pedemontana. Molto nella parte veronese, perché lì il Garda dà un'aria più calda, la temperatura è migliore, ma certamente anche qua. Ogliano, che è qua vicino, ci ricorda proprio questo, cioè ci ricorda, il nome deriva dal latino, e quindi portato dai romani, un toponimo romano, e da ciò noi ricaviamo, come Oleis in Friuli, che la presenza dell'olivo era qui fin dall'epoca romana, quindi da prima di Cristo. Ed ecco l'antichità, più di 2000 anni che noi abbiamo l'olio d'oliva nelle nostre terre.
Molto bene, tra l'altro lei è scrittore, giornalista, si occupa di enogastronomia e sicuramente avrà tante curiosità legate all'olio, giusto? Sì, l'olio ha avuto degli alti e bassi nel corso della storia. E chi poi l'ha saputo diffondere dopo che con la presenza dei barbari dalle nostre parti era quasi scomparso, è stata Venezia a riportarlo. E lo ha riportato prendendolo da dove in quel momento, in quel periodo, 400, 500, perché è lì il periodo in cui c'è la ripartenza della coltivazione dell'ulivo nelle nostre terre. In quel periodo Venezia lo prende o dalla Puglia oppure dalla Dalmazia, l'attuale Croazia, che produce fra l'altro uno degli oli in assoluto migliori che abbiamo in Europa. Perché il clima, perché la terra, perché il vento, perché l'insieme delle cose fa sì che lì ci sia veramente un grande olio. Ebbene, Venezia importava l'olio, ne vendeva a metà, perché era lei che commerciava, era lei che deteneva il monopolio come del vino, come del sale, così dell'olio. E lo vendeva alla Lombardia, lo vendeva all'Austria. L'altra metà, una buona parte, la peggiore, veniva usata per fare il sapone. Il sapone di Venezia, una curiosità, fatto con l'olio a Venezia. Quando arrivò Napoleone si portò via anche le tecniche per farlo, le ricette. E il sapone Marsiglia e il sapone Venezia fino a tutto il 1700, tanto per dire una. Interessante anche questo. Noi però l'abbiamo usato specialmente nelle case patrizie, nobiliari, qui, questa villa, questi signori che erano da queste parti, lo si usava specialmente il venerdì. Era perché gli altri giorni si poteva usare il grasso animale, i giorni di magro no. Attraverso un'analisi dei piatti della nostra cultura veneziano-veneta, si è scoperto che quello che usa in assoluto più olio d'oliva è il baccalà mantecato. Il baccalà è stato portato a Venezia dopo il Concilio di Trento, quindi siamo dopo il 1560-70, quegli anni là. Perché è stato scoperto nel 1431 da Pietro Querini, che per un naufragio è arrivato all'Elofoten e lì è rimasto 110 giorni e ha visto la pesca dello stoccafisso, come si veniva essiccato e come veniva poi venduto nel mercato di Bergen, dove ancora oggi si vendono le balle, le grosse balle di stoccafisso come ai vecchi tempi. Non è cambiato nulla. Il venerdì a Venezia si è scoperto che battendo bene lo stoccafisso secco e mettendolo a bagno 48, anche più, anche 3 giorni, più si lasciava a bagno, più l'acqua correva, più perdeva l'odore, perché l'odore del baccalà secco è tremendo, lo stoccafisso è tremendo. E cosa fanno i veneziani? Scoprono che era il modo migliore per prepararlo era quello di pestarlo bene, farlo a pezzetti, buttare via l'ische e la pelle e poi batterlo dentro una pentola, no? Cioè, sì. Ecco. E bisognava non essere tirchi nel versare olio e lavorare molto con l'olio. Allora a quel punto là questa cosa secca diventava una crema meravigliosa, che poi è diventato quel baccalà mantecato, che è l'emblema veramente più importante della cucina veneziana. Come fra i dolci, il dolce più storico e più importante di Venezia è la fritola, sì, che a Venezia è del 1200. E quindi l'olio, eccolo qua, in un piatto. Poi si è scoperto, prima qui da noi si cucinava con il grasso e con il lardo fatto a pezzetti. Venezia usava il burro, i nobili, il burro, no il grasso di animale, e gli ebrei l'oca, i poveri veneziani, i cristiani della terraferma con il lardo del maiale, i veneziani col burro. Ma hanno scoperto
che unendo olio e burro si aveva la miglior cottura di un prodotto come si usa ancora adesso. Quindi ecco l'olio che entra e diventa elemento qualificante dei piatti nella cucina veneziana. Beh, che dire, grazie professor Rorrato, ci ha dato veramente un sacco di curiosità e di elementi interessanti. Adesso vediamo che la sala si sta riempiendo, quindi la ringraziamo e la lasciamo andare alla sua conferenza. Grazie a lei. Siamo qui adesso con il signor Danilo, sento un bel profumino, è praticamente ora di cena, fra poco arriveranno gli ospiti, i partecipanti dell'evento. Cosa c'è di buono? Allora abbiamo preparato dei piatti nostrani qua, diciamo. Allora abbiamo dei crostini con l'olio extravergine delle nostre colline, poi abbiamo anche un crostino di baccalà mantecato e con delle olive come contorno. Poi di secondo abbiamo il famoso pastin qua che si usa a fare, e poi abbiamo la polenta, e abbiamo la peverada e come piatto finale abbiamo della polenta con la soppressa e dei formaggi misti. Abbiamo parlato di cibo e adesso non possiamo non parlare di vino con il sommelier Flavio Buratto. Cosa verserà, cosa darà da bere questa sera ai partecipanti di questo evento? Questa sera, in collaborazione con il consorzio della denominazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, verseremo due tipologie della loro etichetta istituzionale che viene scelta ogni anno per essere presentata nei vari eventi. E le due tipologie sono appunto un extra dry e un brut. Quindi una versione, una tipologia con un po' più di residuo zuccherino e la versione brut invece un po' più secca. Siamo ora con Giancarlo Dell'Antonia, che è l'autore della mostra fotografica Fedeltà del paesaggio. Ebbene, cosa significa per lei questa fedeltà nei confronti del paesaggio? Fedeltà del paesaggio è quella pratica, chiamiamola così, artistica, di riprodurre, di riproporre il paesaggio tale quale come è messo, senza nessuna virtualizzazione particolare e senza nessuna superfettazione, come dicono anche in architettura. Trattare il paesaggio per ciò che si vede, quindi cercare di rimandare la realtà per quella che è, senza togliere magari i fastidi che ci sono all'interno di queste inquadrature, tipo i fili della luce, i pali della luce, tutte queste cose qua. Ho lasciato tutto e tutto è stampato poi tra l'altro rigorosamente su una carta ecologica e con degli inchiostri all'acqua. Questa è una fedeltà, è una pratica proprio artistica che io seguo da parecchi anni nel cercare di limitare i danni anche all'ambiente attraverso l'uso della tecnologia e tutte queste cose. Quindi mi sembra quasi una scelta forse non così comune, non così scontata, giusto? Il voler tenere anche questi elementi che a volte qualcuno potrebbe pensare che stonino, no, nel paesaggio, e invece per lei non è così. No, assolutamente, e in questo caso cito sempre una mia maestra, diciamo, che è la Luisa Bonesio, che è la filosofa, una grande filosofa del paesaggio, che lei dice che il paesaggio contemporaneo comprende tutto. Diciamo che nel lavoro artistico che io sviluppo tratto più il paesaggio urbano, ma non c'è una sostanziale differenza tra quello che è il paesaggio naturale e il paesaggio urbano. E nel paesaggio urbano bisogna stare sempre molto attenti anche all'uso del verde, a come viene adoperato e a come viene cementificato il più delle volte. Quindi anche gli scatti che faccio nell'ambito dell'urbano tengono sempre la presenza dell'uomo in modo molto evidente. Bene, grazie mille professore, e allora non ci resta che andare a visitare la mostra. Grazie.